Euroregione.news. Estensioni, la bottega errante in Val Pesarina. Dal 7 al 9 luglio 2023 la seconda edizione, in cui i passi scandiranno le parole e viceversa. Rassegna di eventi presentata alla bottega errante con Mauro Daltin, l'assessore alla cultura di Prato Carnico Gino Cappellari e la sindaca Erika Gonano. Estensioni nasce lo scorso anno con la prima edizione che ha avuto un grande successo, 3 giorni in Val Pesarina, in cui si è iniziato a discutere in una valle di frontiera periferica di confini, di letterature di confine, di frontiera. Abbiamo affrontato questo tema in questi 3 giorni, fatta anche molto di passeggiate letterarie, di scoperta del territorio, di unione anche con tutte gli enti della valle e della Val Pesarina, i ristoratori che hanno ideato i menù di confine ad hoc, le visite guidate, i musei all'aperto, tutti aperti, e quindi abbiamo cercato di inserire in questo territorio in maniera molto diffusa, quindi abitando le piccole frazioni della valle, non abitando solo Pesari, Prato Carnico, ma attraversando anche a piedi questo territorio con la chiave di lettura appunto di parlare di confini e frontiere. Anche in vista in questa seconda edizione del grande appuntamento 20 e 25 di Gorizia Nova Gorica, crediamo che riflettere in una valle di montagna su che cosa è il confine, a che cosa serve un confine, se serve a qualcosa e che confini abbiamo fisici ma anche mentali che dobbiamo affrontare ogni giorno, pensiamo che sia un valore aggiunto farlo appunto in una valle come quella della Val Pesarina. Come ci si arriva con tanto lavoro, con tanta passione, con tanta voglia di fare, con l'idea di valorizzare quello che è un territorio bellissimo che è la Val Pesarina, o come lo chiamiamo noi Chianal, un territorio che è ricco di cultura, ricco di storia, di tradizione, ma anche di tante persone che ci danno una mano in questo progetto che secondo me lo scorso anno veramente ha avuto un buonissimo successo, e quindi ci piace replicare quest'anno e speriamo anche per il futuro di poter proseguire su questo percorso. Residenti siamo circa 840, quindi non tantissimi, e sono coinvolte tutte le associazioni della valle, tutte le attività economiche, quindi in realtà è un movimento che riguarda tutta la valle. La Val Pesarina è una bellissima valle della Carnia, quindi per arrivare ovviamente ci sono tutti i percorsi autostradali, stradali eccetera, ma io suggerirei anche magari di dotarsi di una bella bicicletta che consente di arrivare nella nostra valle con un passo lento e godendo quelle che sono le bellezze del territorio. È un territorio che, come dicevo, è ricco di tanti aspetti importanti, tra cui non dimentichiamoci la biodiversità. La Val Pesarina ha preservato tutti quelli che sono molti elementi naturali incontaminati, quindi l'intenzione di questo festival è anche quella di valorizzare questi elementi attraverso delle passeggiate nei nostri bellissimi sentieri di fondovalle che consentiranno appunto di vivere immersi nella natura e anche immersi nella cultura, perché poi l'obiettivo del festival è proprio quello di ragionare attorno a un tema importante che è quello dei confini, ma io dico un tema dei confini, ma in realtà del superamento di quelle che sono limiti e barriere fisiche, naturali, culturali e sociali eccetera. Vi aspettiamo in Val Pesarina il 7, 8 e 9 luglio ad immergerci nella nostra comunità, nella nostra natura, nella storia e la cultura della nostra meravigliosa valle. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.